Allora, ritorniamo insieme. Credo che ci sia una telefonata in attesa, se non erro, vediamo un attimo se è così. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Pavanello, complimenti alla Buongiorno. trasmissione, buongiorro. Grazie, Io buongiorno. volevo dire la mia. Credo che su queste organizzazioni che da una parte ci sia una positività ed è evidente, dall'altra parte ci sia una difficoltà. O meglio, da studi fatti soprattutto su paesi dove si può andare ad aprire qualcosa, dove all'inizio si parte con entusiasmo a 100 e si arriva a 0. Perché? Perché su un paese che è interessante poi alla fine si scopre che oltre a fideiussioni bancarie, oltre a tutte queste cose, per poter aprire devi essere socio minoritario e quindi non conti nulla o comunque quasi niente. Io credo che 900 euro, anche se possono sembrare comunque abbastanza, non siano niente per un imprenditore, per quelle che sono le sue spese poi di girare, capire, eccetera. Ma volevo capire una cosa. A fatti reali, quante persone sono riuscite su un progetto di questo tipo? O meglio, quanti sono diventati realmente degli imprenditori padroni nel paese in cui vanno o sono comunque soggetti a dover chiudere dopo 5 anni o 6 anni perché si trovano nella condizione che sono sempre dei soci minoritari con Chiarissimo. 8.000 clausole? Grazie, era una Chiaro. domanda. Sì, Grazie, grazie Grazie. dottor Pavanello. sì. Ecco, questa è una cosa Forse sì, importante. potrei rispondere, forse c'è qualcosa che non si è capito bene. L'imprenditore che viaggia a un altro paese non è che va a aprire l'impresa nell'altro paese, va all'altro paese a lavorare con un imprenditore affiancato Quindi per non fa capire, società, non fa non società. fa società, Solo a carpire solo a capire informazioni. informazioni, avere un po' di esperienza, a essere affiancato da qualcuno, a capire come funziona il suo stesso business da un'altra parte, per dopo ritornare con quella conoscenza e fare il business nel proprio paese. Perché come avevi detto all'inizio del programma di oggi, Europa è tutto un paese insieme. Se un'impresa vuole sopravvivere, deve capire l'ottica europea, deve capire l'ottica dell'internazionalizzazione. Attraverso questo programma la Commissione europea vuole far capire alle giovani imprese che devono sempre puntare su un mercato internazionale fin dall'inizio, che devono capire che il suo prodotto deve essere internazionale, Ecco, per forse cui non è certo. lo stesso. 900 euro che parlavo prima per venire in Italia è semplicemente per il rimborso spese delle persone che sta vivendo là, vivendo quell'esperienza, però non è un capitale per creare un'impresa, certamente di no, è solamente per supportare a questa persona per il viaggio. Ecco, forse il passaggio è questo, adesso anche supportatemi voi per comprendere meglio. Giustamente, ed è vero quello che diceva il nostro telespettatore, se in tanti paesi esteri, anche poi extraeuropei, se vuoi creare una società devi sottostare alle normative di quel paese e lì non ne vieni a capo, cioè nel senso che appunto capita che sei socio minoritario, che in qualche modo poi può essere escluso, insomma le cose non sempre vanno bene, poi abbiamo visto molte aziende che hanno delocalizzato, e qui delocalizzare e internazionalizzare è diverso, quindi sono andate all'estero, hanno delocalizzato e poi tornano con le pive nel sacco nel nostro paese perché non è stata un'esperienza sempre delle migliori, a meno che non sei una grande azienda o in settori particolari. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè l'azienda italiana che non vuole aprire una sede all'estero, ma vuole fare quello che un po' sta cercando di suggerire l'Europa, che noi ci facciamo da megafono in qualche modo, che sono messaggi che non arrivano, cioè l'Europa è un unico paese sostanzialmente, no? Come se, cioè, infatti non ci sono di fatto confini, quindi non c'è la Francia, è come se fosse un unico paese, quindi tu invece che portare i tuoi prodotti, io faccio l'esempio, vendi crema per il viso, invece che venderla soltanto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, apriti all'Europa, che vuol dire che puoi vendere il tuo prodotto anche al di là di quelli che sono i confini, anche in Francia, anche in Inghilterra. Ma come fai ad andare a proporre il tuo prodotto, che hai le tue metodiche di vendita? Dico una cosa banale perché per far capire a tutti, di vendita della crema in Veneto, sei abituato alla provincia di Rovigo, i tuoi venditori a farlo anche in Svezia anziché in Germania, devi capire le modalità che funzionano di comunicazione, di prodotto, perché poi in realtà facendo esperienza in quel paese con lo stesso tipologia di prodotto, magari creme analoghe, simili, qualcosa di simile, fai un'esperienza lì, apprendi delle conoscenze, torni nel tuo paese, hai già degli agganci, perché magari quell'imprenditore ti dice io ti do la mia rete vendita,
fai una partnership, che non vuol dire società, ma assolutamente, e ti può dare un aiuto. L'Europa cosa dà? Dà un supporto economico in modo tale che questo imprenditore, che magari è un piccolo e medio imprenditore, perché sono cose di questo tipo, possa permettersi di stare là in un albergo, in una camera d'albergo, pagarsi da mangiare. Dovrà metterci anche del suo, però stiamo parlando di imprenditori che devono arrischiare un minimo per poter sopravvivere e crescere, perché come diceva il primo telespettatore, si sa che qui solo in Italia di business italiano non ce n'è molto. Un attimo solo, pronto? Pronto? Signora. Pronto? Sì, prego, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Padova. Sì, dica signor, dica prego. Io volevo dire, meno male che non ci sono uomini. Il più bel regalo che ci ha fatto Dio è la donna. Per cui vi voglio svelare un segreto. Io faccio l'inventore, ho una quarantina di invenzioni. Qui in Italia non riesco a cederle perché tutti vogliono e poi ti dicono passa la settimana avventura, non ci interessa e fanno il prodotto loro cambiando la virgola al brevetto. E sono furbi gli italiani. Allora io sono andato all'estero e all'estero sono interessatissimi alle mie invenzioni. Io volevo dire a quelle due signore che mi pare siano molto ma molto propensi allo sviluppo, proporre a loro il mio indirizzo, avere un colloquio con loro due, parto, vado a trovarle e ci mettiamo d'accordo e loro mi danno e mi dicono dove devo andare a proporre. Assolutamente. Se gentilmente lei signora dice al centralinista o alla centralinista di dare alle signore il mio indirizzo, il mio numero di telefono, siete autorizzati, non vi cito per la privacy, mi date una mano e io do una mano all'Italia. Va bene, grazie, allora glielo diremo. Questo è un altro grande argomento grazie tantissimo al nostro telespettatore. Questo è un altro grande argomento di cui si occupano gli uffici Enterprise Europe Network ed è proprio la gestione della proprietà intellettuale, la brevettazione e il saper far sfruttare i brevetti. Molto spesso magari bisogna andare all'estero per riuscire a fare questo. Però i nostri uffici sono anche attrezzati in questo senso, abbiamo delle competenze perché adesso magari daremo il numero di telefono, farò avere eccetera, però qualora per dare le informazioni al nostro telespettatore o ad altri che fossero interessati a farsi dare una mano o a dire io ho questo problema, ho questa situazione, come risolvere, cosa devono fare, cosa devono cercare? Innanzitutto devono contattarci, noi tra l'altro all'interno del nostro consorzio Enterprise Open Network nel Triveneto lavoriamo in Veneto con Veneto Innovazione, all'interno di cui ci sono le competenze. Perché voi state parlando troppo veloce, so già che non ci stanno seguendo. Allora, Union Camere del sede di Mestre, Vega, Vega, Union Camere del Veneto, Eurosportello. La trasmissione ha partecipato la dottoressa De Santi e Gonzales, quindi basta che chiedano signora De Santi, Gonzales all'Eurosportello Union Camere del Veneto. Sulla rubrica telefonica, per chi ha ancora la rubrica telefonica, ci sarà Union Camere, penso, Vega Park Union Camere, se no altrimenti www.eurosportelloveneto.it e lì dovrebbero esserci gli indirizzi, sarà uno 041 immagino, prefisso in modo tale che possiate in qualche modo recuperare e capire di che cosa si tratta, no? Proprio informazioni semplici e lineari, perché dopo io so già che se uno incomincia Veneto Innovazione, Veneto Sviluppo, Veneto non si ritrova più, regione si perde e tutto finisce là. Basta che contatti i nostri uffici e siamo molto felici di fissare un appuntamento e fornire tutte le informazioni del caso. Sempre molto semplici e concreti, che le persone non ne possono più di cose complicate, li capisco. No, io volevo forse parlare di due casi molto puntuali. Ecco, facciamo degli esempi. Sì, degli esempi puntuali perché così le persone ci capiscono, no? Parlo di una giovane impresa che ha approfittato di questa opportunità dell'Erasmus per imprenditori. Lei è una ragazza molto in gamba, forte, non giovanissima come età perché ha più di 40 anni, però la sua impresa è giovane. Cosa ha fatto questa? Cos'è l'impresa? L'impresa era marketing territoriale, lei lavora sul settore dell'enogastronomia a Verona. Cosa ha fatto? Lei si chiama Silvia, non dico il suo cognome perché non so. Quindi marketing territoriale sarebbe praticamente comunicare i prodotti veronesi. Se lei è una
patita dei prodotti enogastronomici, del vino soprattutto, e lei era una patita su questa cosa, su creare, come pubblicizzare questo territorio, come vendere questo territorio, come lavorare dal punto di vista enogastronomico, prodotti veronesi, perfetto. Sue startup, una startup nuovissima, lei comunque in passato aveva lavorato in marketing per altre aziende, si era stufata di farla dipendente, ha creato la sua nuova impresa, ha chiesto noi di partecipare in questo programma, l'abbiamo supportata, ha ingessato con delle condizioni perché si deve presentare un'idea di business, un'idea di progetto, comunque si è registrata. Cosa ha fatto Silvia? Silvia ha trovato attraverso questo programma, ha trovato un partner in Danimarca. Sì, l'avete aiutata voi? L'abbiamo aiutata noi, lei è entrata nel database, ha trovato questo partner in Danimarca, è andata a Danimarca per 4 mesi, questi 4 mesi non è che è andata tutti attaccati, è andata e ritornata perché il programma permette anche questa flessibilità. Comunque in questi 4 mesi ha creato assieme a questo danese, che questo danese non lavora in marketing territoriale, lavorava invece in un'impresa di turismo. Lui creava pacchetti turistici personalizzati. Cosa ha fatto Silvia? Silvia, assieme a questo danese, hanno creato un pacchetto turistico specializzato nel settore enogastronomico di Verona e si è portato, lo hanno fatto già, penso che l'hanno fatto anche 3 volte, ha portato una delegazione dei danesi a Verona per partecipare in un wine tasting di una settimana e 10 giorni in una cantina veronese, pagando un sacco di soldi tra l'altro, perché non so, solo la registrazione costava 3.000 euro, una roba del genere. Quindi persone molto benestanti. Le persone molto benestanti danesi, e così contenti tutti. Contento il danese che aveva trovato questo business in Italia e non trovava interessante da proporre ai suoi clienti. Di alto profilo. Contenta Silvia e contenta anche il territorio, perché lei lavora facendo partnership con diverse cantine veronesi. E quello per dirvi un esempio di come una giovane impresa è andata a capire come poteva valorizzare la sua idea, la sua idea di impresa. Un altro esempio, per esempio, c'è una grossissima imprenditrice del territorio di Conigliano, lei si chiama Katia Marchesin, così mi permetto di dire anche il suo nome, lei è molto attiva dei nostri servizi, lei invece è un'imprenditrice d'esperienza, sperimentata. Si è iscritta nel programma e lei, la sua impresa sviluppa software per applicazioni per iPad, iPhone, questi tipi di smartphone. Lei in quel momento era molto interessata sul mercato spagnolo e si è fatto venire prima un ragazzo della Spagna che le ha tradotto un software, un'applicazione per un software, dopo un secondo ragazzo che ha lavorato sul piano di marketing e il terzo imprenditore che è venuto da lei ha lavorato invece sul piano di marketing nel territorio spagnolo. Questa persona in Veneto, senza dover uscire da casa, senza uscire dal Veneto, è riuscita a creare business con la Spagna a costo zero, perché queste persone non le hanno costato niente alla sua impresa e ha fatto sì crescere la sua impresa e imbarcarsi in un nuovo mercato. Lei non le interessa delocalizzare, lei le interessava semplicemente stare comunque in Italia per avere dei mercati dove poter mettere questi prodotti. Questi sono 2 esempi, vi posso raccontare tantissimo. Se noi abbiamo appena celebrato a marzo, abbiamo fatto un evento molto bello in Villa Vraida dove è venuto anche il capo di unità della DG Impresa a premiare a Unioncamere del Veneto per la sua best practice. Ne abbiamo 100 di queste storie che abbiamo fatto in questi 5 anni. Questa è in risposta al telespettatore che chiedeva ma ci sono dei casi. Voi avete tantissimi casi di successo dove ci sono persone... Tanti anche di no, perché bisogna essere... Questa esperienza serve a qualcuno anche per capire se l'impresa va male. E questo non è un insuccesso. Non è consapevole. Non è un insuccesso questo, perché guarda che un'impresa che fallisce è un costo grandissimo per lo Stato. Tante persone nella fase della start-up credono di avere un'idea molto buona, si mettono alla prova in questo processo, vanno in questo paese e dopo ritornano e dicono guarda, quell'idea che io avevo non va bene, forse dovrei sviluppare un'altra. Ho il caso per esempio di una ragazza che lavorava nel settore della moda, lei voleva fare una consulenza di moda turistica, è andata a Londra, ha lavorato per 6 mesi, quando è ritornata qua in Italia mi ha detto guarda Hailey, senti, quando ho lavorato assieme a questa imprenditrice ho capito che la mia idea non era quella proprio giusta e invece ho capito che a me piace molto fare borse, fare il design di borse e ho capito che là c'è un mercato, per cui è stata un'opportunità per lei per non fallire nella sua idea iniziale e anche per trovare un nuovo via di sviluppo della sua impresa. Perché anche quello è una cosa bella, secondo me. Assolutamente, anche importante. Sì, poi molto sta anche all'imprenditore, perché noi abbiamo dei casi bellissimi di imprenditori, però bisogna dire la verità, sono anche loro molto proattivi, cioè sono delle persone che si mettono molto in gioco e sanno cogliere anche
tutte le opportunità che vengono offerte, riuscendo anche a combinarle. Noi abbiamo per esempio un imprenditore che era venuto con noi in Bulgaria per una missione che avevamo organizzato, non era una missione commerciale, era una missione istituzionale, però quando siamo stati lì ha detto: ma perché non mi fate parlare con questo soggetto piuttosto che l'altro? Abbiamo organizzato, è riuscito a trovare un contatto che era interessante per il suo business, siamo tornati a casa, gli abbiamo presentato l'Erasmus per giovani imprenditori e ha utilizzato anche questa risorsa ed era felicissimo perché poi la cosa è andata avanti. Poi conoscendo noi ci ha detto: ma perché non organizziamo una missione in Turchia? In fatalità la stavamo già organizzando noi di nostro, si è aggregato e da lì sono usciti poi dei contratti. Ecco, quindi questo è molto bisogna importante. anche Saper cogliere la mente molto e anche attenta. saper mettere insieme magari le diverse opportunità che ci sono, perché magari una singola non porta a niente, ma combinato con qualcos'altro ti dà poi dei risultati. un risultato. Scusa sono degli strumenti che diamo, che poniamo a disposizione degli imprenditori che possono dialogare fra di sé e No, possono perché altrimenti creare... magari, come dicevo, ci sono tanti imprenditori che possono avere lo spunto di dire: vado anche nella vicinissima Croazia ad aprire un'attività di business, però possono avere anche dei problemi solo nel sostenere economicamente gli spostamenti, il pernottamento, creare il contatto con chi lo fai, questo business che ci può essere. Quindi è molto importante avere chi ti aiuta, chi ti dà una mano, chi ti accompagna verso questi... chi ti indirizza anche dalle persone giuste, perché attraverso i nostri contatti, la rete che si è creata, che non è una rete che è nata ieri, però una rete che continua da decenni in realtà, si sono stabiliti dei canali di dialogo preferenziali anche tra istituzioni, tra enti simili a nostro. Noi apparteniamo al mondo camerale e le camere sono anche negli altri paesi, quindi c'è magari un dialogo più facilitato. Si riesce ad introdurre magari l'impresa in maniera più semplice. Assolutamente, questo sì. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con voi, tra poco.